Niente show, niente finzione, solo allenamento vero con chi vive ogni giorno questa passione. Io sono Lollo e questo è Sposto Ghisa. Buona visione. Vai, un'altra. Rallenta. Vai. Bello. Vai, 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 non mollare. Giù, verso l'anca. Piano. Controlla una pulita. Ehi! Resta connesso, tieniti forte. Vamos, lo, 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 lo. Lollo Mazzini. So we have great time. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, benvenuti in un nuovissimo episodio di Sposto Ghisa con. Sono qui in provincia di Pesaro e oggi sposto Ghisa con Joel Bregu. Ciao Lollo, come stai? Io bene, non vedevo l'ora di iniziare questo che sarà un allenamento di schiena, quindi alleniamo di nuovo la mia carenza perché voglio vedere Joe che tips mi può dare nel migliorare questo distretto veramente ostico per me. Cosa facciamo oggi? Un'infarinatura generale. Ok, oggi partiamo come mi piace far di solito con una tirata verticale globale. Passiamo poi a un gran dorsale nello specifico con un single arm pull down e poi passiamo a centro schiena, upper back e come non concludere l'allenamento di pull con degli stacchi pesanti. L'ho pregato di farmi fare gli stacchi da deficit come fa lui ragazzi perché nei video godo quando lo vedo fare quegli stacchi lì. Ok, allora quello che mi voglio portare a casa e sono sicuro che sarà così, intensità. Intensità come piace esprimere a te. Intensità con precisione. Con precisione chirurgica. Piccolo spoiler, io e lui abbiamo già gli acciacchi dell'età che avanzano, io ho il bicipite al brachiale, bello infiammato, quindi vedrò un pochino la presa come mettere, tu mi dicevi... Un po' la cuffia dei rotatori, il capo lungo, però non ho grossi problemi nel pratico. Ragazzi, seguiteci, iniziamo. Ci divertiamo adesso. Let's go! Iniziamo, primo esercizio con una tirata dall'alto che mi parlavi di una tirata, la definisci globale. Cosa intendi per globale? Esatto, dove ci concentriamo sia su adduzione che su depressione scapolare essenzialmente, quindi attiviamo sia il centro schiena che i depressori delle scapole che il gran dorsale. Così poi possiamo passare ai movimenti più precisi, più chirurgici, dopo aver attivato tutto, perché se lo facessimo prima secondo me ci sarebbe un grosso rischio di dispersione. Non sempre, non è una regola fissa, però in generale mi piace partire con un esercizio globale. Poi, in caso di atleti intermedi, anche partire con uno stacco da terra a gambe semitese può essere un'idea. Mi diceva che lo fa anche lui per la prima volta come starter, vediamo Esatto. cosa ci salta fuori. Ok, vamo, go! Vai giù. Vai. Down. Yes. Dai. Sì. Ok. Me l'hai percepita? Ottimo. Tendo a chiudere questo genere di tirate con qualche rep dove perdo un po' di ROM, dove però le scapole le gestisco bene. Se tengo meno ROM ma disperdo quel poco ROM che rimane, mi fermo. Finito. Per i più bravi, questa l'abbiamo trovata nel Sposto Ghisa con Riccardo Stradella, che salutiamo. Io me ne ricordo bene questa leverage. Aggancia ed esplosivo. Ottimo. Esplosivo, controlla.
controlla. Scendi fin dove riesci, ma controlla l'inversione del movimento giù. Spalle dietro, c'è stop in basso. Ok, non esagerare col ram giù. Vai. Vai, un'altra. Rallenta. Vai. Ok, controlla. Quella mezza del finale non mi è piaciuta. No, meglio lasciarli Quegli stare. strattoni non vanno tenuti se devi lavorare sulla precisione della schiena. Ok. Se tu finisci con una determinata velocità inconcentrica che non è più esplosiva, non ha senso fermarsi e a metà ROM esploderla. Esatto. Cioè, Lì compensi al 100%. ok, perfetto. O ti sei spento a livello neurale, non ha senso. Il target sta tirando con quella velocità, quindi se tu riesci ad aumentarla a metà ROM vuol dire che tiri con altro. Esatto. Questa è una cosa interessante perché magari succede a volte con chi effettivamente ha poca percezione, mi ci butto in mezzo anche io, nella schiena di magari a metà ROM, risettarsi anche solo scapolarmente e finirla più veloce. Esatto. Però non è la stessa cosa nel fare una rep invece magari più lenta e inconcentrica, Pulita. ma che vada in maniera graduale e costante, tra virgolette. Poi nella schiena in realtà la schiena è molto debole in accorciamento, più di altri distretti, cioè c'è un grosso gap tra muscolo allungato e accorciato. E quindi bisogna proprio, si cede molto di colpo in generale. Volevo tirare via i pesi e scaricare completamente la macchina perché a casa mia mi minacciano se lascio anche un peso. Lui dice lasciamo un carico, un peso da 20 perché... Esatto, perché per accedere qui ci sono dei requisiti fondamentali che sono dei carichi minimi negli è il esercizi minimo, ragazzi, è il minimo. che potete trovare attaccati al nostro frigo. Una cosa molto interessante che non abbiamo detto, la sua routine, ok, di inizio allenamento la fai, dimmi se non sbaglio, Certo. con un po' di mobilità a livello diciamo, con un foam roller, ho visto, Sì. e poi ti concentri sulla parte addominale con qualche crunch e il plank. Esatto. Dicevi che è funzionale. Esattamente, il mio crunch non è un crunch pesante, ma è un crunch muscolare dove affronto il set calmo e al quale poi ci abbino un RKC plank, che è una variante dove si ricerca una contrazione volontaria di adduttori, quadricipiti e glutei, in maniera tale da ricercare un'attivazione estrema del core allo stesso tempo senza affaticarlo, perché poi alla fine abbiamo i nostri amati stacchi, quindi non possiamo compromettere quella prestazione lì, ma dobbiamo cercare di sfruttarla in sicurezza. E questo secondo me fa una grossa differenza in termini di longevità per la bassa schiena. Questo come set, come lunghezza, come volume, è una tua sessione canonica o fai di più? Oggi stiamo tenendo una sessione per dare qualche spunto, secondo me, per dare, a parte lo stacco che noi facciamo alla fine per arrivare alla morte, cerchiamo di dare uno spunto di quella che può essere una ipotetica sessione di pull Ok. svolta in maniera intelligente. Qui la soggettività entra ancora più in gioco, perché se ho difficoltà in un gran dorsale non partirò con un esercizio di trapezio, partirò magari come in questo caso il gran dorsale. Se ho difficoltà a mantenere proprio eccezione del gran dorsale, magari farò 2 o 3 esercizi di seguito di gran dorsale, sacrificando i carichi per mantenere proprio eccezione. Se voglio una cosa un po' più globale, posso alternare esercizi di gran dorsale con trapezio centrale o upper back Certo. e mantenere alti i carichi, però lì non è un caso, non è una limitante la propria eccezione, quindi posso tranquillamente sfruttare l'allenamento. Quindi scelta degli esercizi e ordine di essi fondamentale. Nella schiena non si può sbagliare nulla. Io concordo assolutamente con un primo set, io lo chiamo di connessione, non può essere neanche di avvicinamento perché effettivamente è un carico molto leggero, però ok, sono qui, questo è lo schema motorio, devo fare questo, cioè per ogni esercizio io la farei almeno una di... Sì, anche se si è caldi, anche in una leg extension, che è l'esercizio più semplice, sei vincolato, devi estendere, anche lì una serie per connetterti all'esercizio va fatta. Vai giù, vamos. Easy, vai. Let's go. Su. Bella. Down. Sì. Giù. Stop. Ok.
Ok. Vai. Ok. Su. Ottimo, ottimo ancora. Vai. Dai, dai, dai. Ok. 2, vai. Ok, su. Senza strattoni e senza pause. Vai. Su controllato. Ok. Buono. Aria fresca. Buono. Adesso contano, vai, giù. Bello. Vai, non mollare. Boom, boom. Ok. Molto interessante, io lo vedo in tutti gli atleti veramente che si sanno allenare, il fatto di non scomporsi minimamente quando la serie incomincia a diventare difficile. E una rep identica all'altra proprio. Dai, Ok. bisogna provarci almeno. Bisogna provarci, Perché va, ci riesci. richiede lavoro ed è normale quando i carichi ti mettono alla prova, mettersi alla prova anche con l'esecuzione. Sei d'accordo col fatto di doversi mettere sempre più in difficoltà per quanto riguarda la sala pesi bodybuilding e gli esercizi? Sì, il bodybuilding è la vita in generale. Mettersi sempre alla e prova. mettersi sempre nella posizione più svantaggiosa possibile per stimolare di più il muscolo. L'adattamento. Perché noi cerchiamo un full ROM nella pressa e non rimaniamo in un ROM comodo per mettere in difficoltà il muscolo. Riprendi l'estensione d'omero del pull down. Senza pausa, giù. Vai. Parti un po' dolce e poi accelera. Ok? Giù. Dai. Rimani fermo con questa spalla. Stendi l'omero. Ok, un'altra. Giù, verso l'anca. Piano. Ok. Tieni bene anche l'ultima eccentrica. Che sia completa o che sia parziale, l'ultima eccentrica va goduta al massimo. Va goduta. Allora ragazzi, Ruder Machine, detta anche se vogliamo una row machine, particolare, pezzo raro, e non possiamo non spingere con di fianco queste 4 figure qui appese al muro. Quando perderò qui in contrazione o non gestisco bene le scapole mi fermo, non vado a fare rep parziali. Forzate, ok. Perché qui, essendo focus allungamento ed essendo particolare come variante, quelle mezze rep non vanno da nessuna parte. Ok, non quindi sicuramente sul target. Esatto. Ok, focus middle back. Vai. Come giù. 1 2, sì. Bello. Yes. Bella. Dai ora. Vai. Buono. Up. Bello. Mi ha distrutto. Però sono contento perché 2 settimane fa avevo fastidio alla spalla, oggi è andata molto bene. Forza, vai convinto, eh. Compatto quando stacchi il carico, tieni l'aria e vai deciso. No. Ok. Rom in contrazione. Controlla. Vai. Controlla, aggancia, vai deciso. Vai, rallenta, vai. Ok, rallenta, deciso. Un'altra.
Parti da qui, parti da qui. Dai, piano. Ok. L'ultima eccentrica devi tenerla. Perché è una mezza rep che fai quando sei già arrivato a cedimento e può darti tanto. Ok, abbiamo fatto prima questa side back throw perché è più dominante di centro schiena. Passiamo adesso al T-bar, focus upper back. L'upper back è più forte del centro schiena. Se noi avessimo fatto prima T-bar e dopo questa, probabilmente qui ci saremmo andati a inclinare di più per andare più di upper back, perché qui si compensa poi, quindi conviene gestire anche gli esercizi in funzione della capacità dei muscoli di esprimere forza. Chiaro che sì. Il focus è adduzione, se non addirittura anche un po' di elevazione in concentrica. Quindi la depressione è proprio l'ultima cosa che devi ricercare. Sì, non lavorare. Sì, semplicemente perché siamo abituati sempre a forzare molto questa depressione perché è una... L'adduzione viene naturale, dai, aprirti col naturale, petto, la depressione è tosta. Certo. E qui bisogna ricercare un'adduzione forzata e leggermente libera in elevazione. Senza una depressione. La depressione assolutamente no. Vai. Yep. Vai giù. Cap. Mostro. Buono, sgancia, allunga e dopo parti, mi raccomando. Vai. Ok, buona. Buona, adduzione più elevazione, leggera alla fine. Ok. Dai. Piano. Vai. Controlla. Una pulita. Piano. Una pulita, vai. Piano. Allunga prima, poi appoggi. Ok. Come andava? È vero, dopo i supporti chest devi un attimo... Se non ti senti così c'è qualcosa che non va. Vero. Ok ragazzi, vi fermo un attimo giusto per ricordarvi, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, il tasto è qua sotto, lasciate like e lasciate anche un commento, noi continuiamo a massacrarci la schiena. A dopo. Bilanciere fantastico, iconico. Questo bisogna riprenderlo. Fury. Chi ha visto il film L'ho visto. lo conoscerà, chi non l'ha visto deve recuperare. Senti un po' come Shia LaBeouf quando si staccate il dente. Facciamo un ramping intanto e dalla seconda serie mettiamo il rialzo. Come on. Yes! Ehi! Oh! Wow. Ok. Riprendi. Bene. Io solitamente tengo la tensione continua, tu non l'appoggio. C'è questo. Ok, continua. Parti col bilanciere staccato dalla tibia, ma quando sei già verso il ginocchio deve venire vicino a te. Agganciati, gamba, tibia un po' più verticale. Non aver paura a buttare sto busto verso te. Fuori? Sì, leggermente. Anche i piedi poco extra ruotati. Ok, porta il bilanciere vicino. Attivati col core. Nell'addome devi sentire quasi che stai per ricevere un pugno fortissimo. Devi stare compatto più che mai. Vai. Ok.
Vai, gluteo avanti, bilanciere vicino. Ok, vai. 2 pulite, Uno. Gluteo. Ultima. Attiva. Gluteo, vai. Controlla. Ok. Ottimo. Margine, eppure sempre meglio. Bello. Un po' pensando lo stesso ragionamento che abbiamo fatto sul T-bar, anche qua può essere un esercizio che tu lasci alla fine o anche come starter? Anche come starter, però perché io ho visto che un conto è progredire da 140 a 150, un conto da 220 a 230. Certo. E 220 230 ogni chilo in più, anche nelle spinte, è una cioè ti distrugge il sistema nervoso in maniera incredibile. Quindi quando serve costruire i carichi va bene metterlo all'inizio, anzi si deve mettere all'inizio. Però quando i carichi già sono alti non è la strada migliore, specie sul lungo termine. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Ok ragazzi, allora, prima cosa da dire è che forse non sembriamo sudati, ma perché lui tiene un clima qua dentro dove ci si allena con piacere. Il clima ideale per l'allenamento. Clima ideale. Avete visto anche voi, abbiamo fatto una super sessione di pull upper, tranne per l'ultimo esercizio che ciliegina sulla torta non poteva mancare. Ti chiedo come mi hai visto e non so se hai da darmi magari qualche consiglio sulla schiena soprattutto. Della schiena bisogna essere precisi e questa cosa non è negoziabile in alcun modo. E precisi sia nelle prime rep ma soprattutto alle ultime. E te hai difficoltà alle ultime a scomporti un po', secondo me. E magari a gestire le scapole in alcuni esercizi, dove secondo me degli esercizi preparatori, come può essere un pull down, una bracciatese, anche qui possono essere, non te l'ho detto prima, delle Kelso Shrugs. Ok, sì. Quelle cose lì, ma anche una serie leggera prima di fare le serie di avvicinamento, possono fare una grossa differenza. E questi movimenti li consiglio. Non consiglio di investire 30 minuti di mobilità all'inizio. Okay. Consiglio di lavorare principalmente sull'allenamento. Fare un po' di riattivazione funzionale all'esercizio che hai. Esatto. Nella schiena quelli sono i movimenti che fanno la differenza. Movimenti scapolari ed essere precisi. 2 cose. E poi, dopo che hai queste, puoi concentrarti e diventare estremamente forte. Lì poi servono ancora più anni di lavoro, però è giusto così. Io ragazzi mi sono portato a casa sicuramente tanti tips interessanti, sono sicuro anche voi. Sapevo già che Joe mi avrebbe fornito davvero tante nozioni dal punto di vista dell'allenamento e sono rimasto super soddisfatto. Sicuramente tramite questo allenamento porterò a casa poi dei tips applicabili poi a casa nei miei allenamenti. Ciliegina sulla torta degli stacchi, mi devo ancora un po' riprendere. Li hai fatti bene, quindi è a posto così. Ragazzi, l'avete visto, impressionante. Joe, che dire, grazie davvero. Grazie a te Lollo. Tutte le 3 ore e 40 ne sono valse pienamente la pena e le rifarei domani. Che dire, se per caso ci sarà un'altra occasione, io sono super Ci sarà sicuramente. entusiasta di tornare qua ad allenarmi con te. Magari, non so, un leg day, viste le varie macchine top per il leg lower. day. Sarà difficile fare l'outro, più difficile di oggi, però Sì. secondo me può essere interessante. Ragazzi, che dire, ci vediamo ad un altro episodio di Sposto Ghisa Con e come dico sempre, alla Alla prossima. prossima. Oh, we have great time.